care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high-tone places. Liz Taylor is not a style, and even Lana Turner smile. Something he can't see. Forse la Sardegna è stata abitata da una stirpe di giganti, un popolo, una sorta di etnia che interagiva con la civiltà nuragica. Questa teoria, potrete già immaginarlo, ha fatto storcere il naso agli archeologi, però viene sostenuta dagli accademici non legati alle università sarde e soprattutto viene sostenuta da numerosi abitanti della Sardegna, gli stessi che avrebbero rinvenuto mentre aravano nei campi i resti di uomini straordinari. Quel che sorprende maggiormente di questa ipotesi, all'apparenza fantasiosa, è il fatto che numerosi abitanti degli stessi paesi sardi sostengono di aver rinvenuto questi resti scheletrici in prossimità dei loro orti, mentre erano intenti al lavoro nei campi. Sono oltre 50 persone che hanno numerosi elementi da raccontare. A Esaglino, come andavo con mio padre che faceva il pastore e noi andavamo dietro di lui. Ma là che le ho viste, caro, ma le ho viste, stavamo entrando dentro perché si poteva entrare, no in piedi, ma visti incoricati, giocando. Ma era lunga questa tomba, minimo tirava 3 metri la tomba, però era piena di ossa. Quindi una tomba grande, una delle famose tombe cosiddette dei giganti. Sì, dei giganti era quella. C'erano ossa, delle gambe che avevano più di 1 metro, cioè non del femoro, l'altro di giù. Più di me. Le dita erano lunghissime, le ossa delle dita. C'era una testa come un pallone, però grossa. Certo, io l'ho sentito che effettivamente ne hanno anche trovato qua tombe di persone molto più grandi di noi. Guarda, io non me ne intendo, ma se una tibia ha più di 45-50 centimetri, è chiaro che non è un uomo normale. Tu come sanai, una tibia, un femore, e vi di seguito, chiaro, minimo tirato sui 20. 2,20 metri. Lo avete sentito, uomini alti 3 metri, sembra la scena di un cartone animato, di un film di fantascienza. Invece a sostenere questa teoria sono anche numerosi studiosi, tra i quali ci piace ricordare il professor Gigi Sanna, recentemente intervistato e riportato dalle cronache perché avrebbe scoperto la cosiddetta scrittura nuragica. Sentiamo cosa ha da raccontarci questo personaggio. Questo documento, ma possiamo vederle anche negli altri documenti, abbiamo attestato la parola Giganloi. Facendo così crollare la teoria del cosiddetto analfabetismo nuragico. In sostanza i documenti scritti rinvenuti in Sardegna sosterrebbero che nella stessa isola sarebbero esistiti 6 gigantuli o cosiddetti gigantinos. In certi luoghi della Sardegna non li chiamavano giganti, li chiamavano giogantinos. Le tombe dei giogantinos, cioè non dei grandi giganti, dei giganti comunque, cioè erano persone molto alte. Non dobbiamo pensare però che fossero alte 3 metri.
Erano certamente persone però di statura straordinaria, che andava dall'1,90 in su, quindi 2,10 m, 2,20 m anche. Non credo che la statura fosse superiore a questa. Gli avvistamenti di parti anatomiche umane, di ossa, quindi considerati abnormi, erano state segnalate anche nell'Ottocento e quindi non solo nei giorni nostri. Nell'Ottocento fu il padre Antonio Bresciani, un gesuita, che per l'appunto segnalò la scoperta di queste ossa in vari territori della Sardegna. Quello che quando abbiamo trovato questi 3 scheletri in una tomba, perché la tomba, piantando questo albero di pesco, mio padre faceva sempre dei fossi 1 metro per 1 metro di profondità e di larghezza lo stesso. Tra l'altro hanno visto questi 3 scheletri, c'era marito e moglie e il bambino in mezzo, le ciotole grandi, il parroco di Terralba. E sarebbe intervenuto anche il podestà, giusto? È venuto anche, ha avvisato subito il podestà, e il podestà ha avvisato i carabinieri. Il podestà, ovvero il sindaco, diciamo. Il sindaco, il podestà era a Kenza in quel periodo lì. E sono arrivati anche i carabinieri. Hanno visto tutto, le cose, hanno fatto sopralluogo di tutto quello che c'era. Hanno detto di non toccare a niente. È arrivata poi 2 macchine, dopo un paio di giorni sono arrivate 2 macchine da Cagliari, nere, con 4 persone a bordo in ogni macchina. Hanno guardato tutto, i reperti archeologici che ha trovato mio padre, e le ossa che ha preso da quella tomba. C'erano anche le forcelline dei capelli della donna, hanno preso tutto loro. Erano in bronzo, in ferro? Era in metallo, però non so che cosa sia. E quindi presero tutto loro? Presero tutto a Cagliari, le ossa e tutti i reperti archeologici che avevano trovato, i denti dei morti li avevano presi loro, e non ci hanno lasciato niente. Lo avrete intuito, sono queste persone umili che hanno raccontato la loro storia, ci hanno ospitato nelle loro case per liberare questo desiderio che portavano dentro da tanto tempo. Invece immaginatevi che ci sono anche dei personaggi molto noti in Sardegna, ad esempio un sindaco, quello del comune di La Splassa. Sentite cosa ha da raccontarci. Trovavamo uno scheletro di enormi proporzioni, superava abbondantemente i 2 metri. Oltre 2 metri? Sì, oltre 2 metri, tant'è vero che con un certo rispetto tirammo fuori, ecco, l'osso lungo della gamba, il femore, ce lo misurammo e dall'anca a me personalmente mi arrivava oltre la metà del polpaccio. E pertanto arguimmo che in effetti doveva essere una persona di molto più alta dei 2 metri. Ascolti, il cranio ricorda qualcosa di particolare sul cranio? Il cranio era abbastanza grande, in effetti entrava giusto in un paiolo di muratori. Quindi un cranio di grandi dimensioni? Sì, signore, tanto è vero. Se questo è un dente del giudizio, così come sembra, anche perché qui davanti c'è questo frammento di dente, che io sto rincastrando così, che sembrerebbe la parte distale di un altro molare. Allora, se la parte distale, quindi la parte dietro dell'altro molare, potrebbe essere che questo era il 6° dente, quindi questo è il 7° dente e quindi questo è l'8° dente. E si può fare una proporzione matematica, sì, no? Cioè se un individuo mediamente di 1,80 m ha un massimo di lunghezza di un molare di circa 23 mm, questo andrebbe misurato, ma sono circa, sembrerebbero più di 3 cm questo molare. Perdiamo un po' quella che è la lunghezza e facciamo le debite proporzioni. Stiamo parlando di un individuo che è sicuramente più alto di 2 metri. Ecco, nella tua vita hai mai riscontrato denti di questo genere? Mai, ma neanche una mandibola così grossa, mai. My baby don't care for clothes. My baby just cares